Monsignor Giuseppe Carraro, che poi fu vescovo di Verona, Monsignor Albino Luciani, che qui fu vescovo prima di essere patriarca di Venezia e Papa Giovanni Paolo I, Monsignor Cunial, Monsignor Eugenio Ravignani, oggi vescovo di Trieste, infine il padovano Monsignor Alfredo Magarotto. E oggi sarà la volta di Monsignor Giuseppe Zenti a sedere sulla cattedra di San Tiziano per guidare in questi primi anni del nuovo millennio la diocesi di Vittorio Veneto. Una diocesi dal nome giovane, pensate che questa città si chiama così soltanto dal 1914, ma ricca di storia e di prestigio. Così come questa cattedrale di Ceneda, dalla facciata novecentesca, reca forte l'impronta di una tradizione secolare che affonda le sue radici nell'Alto Medioevo, all'epoca della dominazione longobarda. Buon pomeriggio allora da Guglielmo Frezza, buon pomeriggio, grazie per essere con noi in questa ennesima giornata di festa delle chiese del Nord-Est. Una giornata che vivremo in diretta con le immagini della squadra esterna di Telechiara, guidata in regia dal regista di Telepace Giovanni Brutti, in collaborazione anche con Radio Palazzo Carli, che è la radio diocesana di Vittorio Veneto, e con il settimanale diocesano di Vittorio L'Azione. L'assemblea si va via via radunando, le porte della cattedrale si sono aperte da circa un'ora e sono già tante le persone che stanno arrivando, saranno centinaia e centinaia in rappresentanza delle 162 parrocchie di questa diocesi, degli ordini religiosi, delle associazioni di ispirazione cristiana di questa diocesi numericamente piccola, sono poco più di 300.000 i fedeli, ma estremamente eterogenea e ricca di esperienze al suo interno. Ci separa poco più di un'ora dalla concelebrazione eucaristica che accompagnerà l'ingresso di Monsignor Zenti e l'inizio del suo episcopato, un'ora che cercheremo di rendere interessante e utile raccontandovi meglio la figura del protagonista di questa giornata, ma anche cercando di ripercorrere quelli che sono stati gli itinerari pastorali e gli obiettivi raggiunti durante questi 6 anni e mezzo di episcopato di Monsignor Alfredo Magarotto, un periodo che è coinciso in buona parte prima con la preparazione, quindi con la celebrazione del grande giubileo dell'anno santo, ma che ha avuto anche altri motivi di interesse. Faremo tutto questo in compagnia degli ospiti che in rappresentanza delle due chiese di Vittorio Veneto e di Verona sono oggi qui e ci terranno compagnia. Lo faremo soprattutto grazie a due colleghi, Roberto Zoppi di Telepace e Francesco Dalmas, corrispondente di Avvenire e profondo conoscitore della realtà vittoriese. Allora, prima di tutto però vediamo come si articolerà questa giornata. L'arrivo di Monsignor Zenti è previsto al casello autostradale di Vittorio Veneto Sud verso le 14.30, alle 14.40 all'incirca lo attendiamo in questa bellissima piazza su cui prospettano oltre alla cattedrale il palazzo del seminario e la loggia rinascimentale costruita negli anni 30 del Cinquecento dal celebre architetto Jacopo Tatti, detto il Sansovino, e affrescata da Pomponio Amalteo, che oggi ospita il Museo della Battaglia, dedicato alla famosa battaglia che concluse la Prima Guerra Mondiale. Monsignor Zenti entrerà in seminario per un breve momento di ristoro, quindi alle 14.50 uscirà per ricevere gli onori del picchetto composto dai militari del già quinto corpo d'armata con sede a Vittorio Veneto e il saluto del sindaco della città Giancarlo Scottà. Alle 15, come dicevamo, l'inizio della concelebrazione eucaristica. Ma allora vediamo di iniziare subito a conoscere meglio il protagonista di questa giornata, Monsignor Giuseppe Zenti. Sono arrivati anche moltissimi fedeli da Verona, diocesi di cui è stato vicario generale in questi ultimi anni, lavorando fianco a fianco con il vescovo padre Flavio Roberto Carraro e lasciando di sé un forte e positivo ricordo. Allora Roberto, Monsignor Zenti è nato a San Martino Buonalbergo, proprio alla periferia di Verona nel 47, a marzo compierà dunque 57 anni, sì. È stato ordinato sacerdote nel 71, da allora più di un trentennio di lavoro fecondo e proficuo. Un trentennio vissuto soprattutto al servizio delle nuove generazioni di sacerdoti. Tanto lavoro in seminario, tanto lavoro dapprima nel seminario diocesano minore e anche poi come figura come pro-rettore e poi un appendice, per così dire, come parroco negli ultimi anni della
comune, di uno dei comuni più popolosi della nostra provincia di Verona, vale a dire Legnago, l'ultimo anno, un anno, come vicario generale. Un lavoro che aveva iniziato e portato avanti con grande alacrità, a fianco, come tu ricordavi, del nostro vescovo, del vescovo di Verona, padre Flavio Roberto Carraro. Non a caso un cognome, Carraro, famoso a Verona, e non tanto perché lo dica l'attività che sta svolgendo questo vescovo, importante naturalmente, ma anche e soprattutto perché un Carraro resta nei cuori dei veronesi e anche un po' dell'episcopato di tutto il Triveneto, perché tanto ha fatto Monsignor Giuseppe Carraro, originario proprio qui di Vittorio Veneto. E non a caso è stato il nome con cui abbiamo voluto aprire questa nostra diretta, ricordando questa sorta di gemellaggio tra le due diocesi. Il giorno dell'ordinazione episcopale di Monsignor Zenti, non a caso il vostro vescovo ha ricordato come Verona doni a Vittorio Veneto forse il suo uomo migliore, ma in qualche modo restituisca così il grande dono che era stato fatto negli anni 50. Allora, vogliamo sentire anche le prime parole del nuovo vescovo di Vittorio Veneto. Nei giorni scorsi Gianfranco Tomasi lo ha incontrato per noi. Ascoltiamo questa breve intervista e poi torniamo qui dalla piazza della Cattedrale di Ceneda. Monsignor Zenti, lei in diocesi di Verona è passato da tutte le esperienze, curato, responsabilità in seminario, parroco e quindi vicario generale. Questo nuovo impegno, come affronta questa nuova realtà che sta di fronte a lei, davanti a lei? Da quanto lei dice dovrei essere preparato, e preparato non mi sento. Occorrerebbe forse qualche corso magari accelerato per diventare vescovi, sempre un po' a sorpresa, al di là di tutto. Mi sento quello che sono, insomma ogni tanto faccio un po' di esame di coscienza, di verifica e poi lascio fare al Signore, dico senti, quello che sono qua, quello che sono, dove sono manchevole perdona e dammi una mano per essere il meglio di me stesso, o meglio, ad essere strumento perché ciò che Dio vuol fare attraverso una creatura umana possa raggiungere l'obiettivo, insomma, che è quello appunto di comunicare un amore pastorale alla gente. Che cosa si sente di dire alla gente della diocesi e che la accoglierà tra qualche giorno? Sono tantissimi sentimenti, qualche cosa ho già manifestato nel giorno della mia ordinazione, molte altre le dirò nel giorno in cui sarò accolto a Vittorio Veneto, soprattutto mi pare di poter dire con senso di libertà interiore, vorrei che questo ingresso in diocesi di Vittorio Veneto altro non sia che una continuità con una memoria, cioè con il passato. Non cambia nulla, perché c'è il tempo che ci aiuta a vivere l'oggi, a viverlo al meglio. Non so se con le acque rigonfie, no? L'alveo, come sarà. Quello che sarà il tempo, il nostro tempo, è da prendere e da amare così come è insieme, vivere soprattutto insieme, cercando di scorgere in ognuno quel volto della fraternità che in fondo costituisce l'essenza stessa del nostro essere credenti in Cristo. Nel suo stemma campeggia la scritta Mi vivere Christus, perché? Sì, è stata l'espressione che mi è venuta in mente nel ritorno da Roma, appunto in quella famosa notte, quando mi è stata affidata la nomina di Vittorio Veneto. Pensavo appunto che occorreva anche un motto. È venuto spontaneo quello che Paolo scriveva nella lettera ai Filippesi: per me il vivere è Cristo, non è soltanto per me la mia vita è in Cristo, ma è quel dinamismo tipico dell'essere immerso in Gesù Cristo che mi permette poi di essere continuamente purificato, rivitalizzato, e ovviamente in quel Cristo non è soltanto Cristo capo, ma è Cristo nella sua totalità, capo e membro, cioè Cristo e la sua Chiesa sono inseparabili, per cui il pastore d'anime non può che vivere per la sua Chiesa e per la Chiesa universale in Cristo, che è il capo, che è il vero pastore. Noi non possiamo definirci il pastore, siamo pastori nel pastore. Parlando sempre del suo stemma, la Madre di Dio è rappresentata da una stella d'argento. In questa simbologia ci pare di scorgere un richiamo alla Madonna del Popolo di Verona e della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, della sua diocesi di Vittorio Veneto. È così?
Direi proprio di sì, l'intuizione è giusta, è esatta. Volevo mettere appunto la Madonna perché lei, prima ancora che Paolo, ha vissuto quel mi vivere Christus, è vissuta per Cristo, anzi ha vissuto Cristo. E quindi a lei vorrei appellarmi sempre. Io sono convinto che un'autentica devozione a Maria è la via migliore per amare Cristo, lasciare che Lui sia la nostra vita. Penso alla Madonna della Corona, penso al santuario di Motta di Livenza, spero di andare quanto prima anche in pellegrinaggio, penso un po' a tutti i luoghi in cui Maria viene venerata e diventa luogo vero di confluenza di una spiritualità cristiana che non può non essere che mariana. Il campo verde dello stemma, il profilo della terra di Vittorio Veneto? Dalla terra d'origine, dove sono nato in campagna, nei campi, poi appunto a Vittorio Veneto con le cime che coronano Vittorio Veneto. Sì, abbiamo pensato proprio in questo stemma di radicarci nel tessuto dal vivere del passato a vivere nel presente e nel futuro, ed è suggestivo ovviamente. E allora abbiamo sentito queste le prime parole del nuovo vescovo rivolte alla diocesi di Vittorio Veneto in cui oggi entrerà. Poi naturalmente ci sarà tempo anche per parlare di programmi pastorali. Vittorio Veneto, quando Monsignor Zenti entrerà in cattedrale accompagnato dalla Patriarca e dal Nunzio Apostolico in Italia, si recherà nella cripta per un momento di riflessione, di preghiera e di adorazione, cripta che conserva le reliquie di San Tiziano, il patrono di Vittorio Veneto, reliquie che in epoca molto antica furono traslate da Oderzo, la romana Opitergium, antica sede vescovile. Ecco, Francesco Dalmas, per venire ai più vicini ai nostri giorni, una volta ricordata l'antichità di questa diocesi, come possiamo descrivere oggi Vittorio Veneto? Attraverso qualche dato e anche attraverso le testimonianze degli ospiti che sono qui con noi. La diocesi di Vittorio Veneto ha una particolarità del tutto singolare, si trova estesa dalla montagna al mare, dalla Val Belluna a Caorle e dal Piave a Livenza. Interessa in sostanza ben 4 province, Treviso ovviamente, ma anche Belluno, Pordenone e Venezia. La diocesi si estende su un territorio di 1420 km quadrati, a 300.000 abitanti, i preti sono 265, le parrocchie 162. Con noi abbiamo alcuni ospiti, come diceva Guglielmo Frezza. Il primo è Mario Botteon, il presidente del Centro per la Vita. Lo intervistiamo per primo perché oggi è la giornata appunto della vita. Monsignor Zenti ha affermato più volte nei suoi interventi, dopo essere stato consacrato vescovo di Vittorio Veneto, la centralità della famiglia. È singolare questa coincidenza che il suo ingresso in diocesi avvenga nella giornata per la vita. Sì, è motivo esaltante anche per il nostro movimento che opera proprio in questa giornata per una grande manifestazione che è l'iniziativa Un fiore per la vita, inteso come momento di grande coinvolgimento culturale nei confronti della vita da parte di tutti quanti. Noi sappiamo benissimo quante necessità si avvertono per la tutela e la difesa della famiglia, ma soprattutto anche della vita umana. Monsignor Zenti troverà in diocesi anche alcune iniziative di accoglienza molto particolari, come la Casa Mater Dei. Sì, ed è proprio questa Casa dell'Accoglienza Mater Dei che è l'oggetto della nostra iniziativa, perché lì vengono raccolte le mamme con i bimbi, avendo da questa tutte quegli aiuti necessari perché possano vivere serenamente questa nuova condizione della maternità. Aldo Toffoli si può dire che sia lo storico degli ingressi dei vescovi, è stato presidente dell'Azione Cattolica, è stato anche sindaco di Vittorio Veneto. Il primo ingresso è stato quello di Monsignor Carraro.
No, a dire la verità, se devo elencare gli ingressi ai quali ho assistito, il primo è stato nel 1944 di Monsignor Giuseppe Zaffonato, un altro Giuseppe. Poi è venuto Monsignor Luciani, l'abbiamo accolto in stazione di Vittorio Veneto nel gennaio del 59. Luciani è arrivato in treno dunque? È arrivato in treno e poi in corteo di macchine siamo arrivati sempre in questa piazza. Ed è giusto che qui abbiamo il suo memorial, diciamo così, la sua statua. Poi dopo Monsignor Luciani, Monsignor Carraro, e Monsignor Carraro l'abbiamo accolto ma l'abbiamo anche accompagnato a Verona, è stata un'esperienza molto bella quella di lavorare con lui, 2 anni e mezzo, ma che hanno molto segnato anche questa diocesi. Poi Monsignor Cunial. Monsignor Cunial, mi sono sbagliato perché prima di Luciani c'era Carraro, poi Luciani, poi Monsignor Cunial, poi Monsignor Ravignani, poi Monsignor Magarotto e adesso Monsignor Zenti. Abbiamo, Francesco, anche degli ospiti che sono venuti a dire il loro grazie della diocesi di Verona, Monsignor Zenti, per quello che ha fatto nella diocesi scaligera. Io pregherei Roberto Zoppi, se possibile, di raggiungerli con il microfono. Intanto approfitterei della presenza accanto a me di Don Giampiero Moret, direttore del settimanale diocesano L'Azione, per venire proprio a questi ultimi anni, l'episcopato di Monsignor Magarotto. Ricordavamo all'inizio della diretta come l'episcopato di Monsignor Magarotto, 6 anni e mezzo, abbia coinciso in buona parte con un periodo di preparazione al Giubileo, quindi di celebrazione del Giubileo, ma non solo. Ad esempio, più di metà dell'episcopato Monsignor Magarotto lo ha dedicato ad una lunga e importante visita pastorale. Come ricorderete Monsignor Magarotto, Don Giampiero? Monsignor Magarotto lascia soprattutto un esempio di umiltà, di sobrietà, di discrezione nel suo modo di avvicinare la gente, però non era un tipo scostante nonostante queste sue doti di umiltà, anzi era molto cordiale, molto aperto, la gente non aveva nessun timore reverenziale nel avvicinarlo e d'altra parte lui si metteva con molta facilità dentro alla gente. Quando andava nelle parrocchie accettava qualsiasi proposta, visitava non solo i malati, non solo le aule di catechismo, ma partecipava ad esempio alle feste, alle sagre. Ci sono episodi molto belli di questa partecipazione di Magarotto proprio immerso dentro tra la gente. Accanto a me Don Giovanni Danna, mentre vediamo arrivare probabilmente la motocicletta che apre il corteo vescovile. Don Giovanni Danna, per 25 anni direttore del settimanale diocesano L'Azione, scrittore di fortunati libri, con il quale vogliamo ricordare una pagina molto singolare e interessante della storia di questa diocesi, ovvero la sua presenza in Terra Santa, Don Giovanni. La diocesi nostra di Vittorio Veneto ha un legame tutto particolare, direi privilegiato nel mondo, direi, con la diocesi di Gesù. Monsignor Visintin, che era arciprete abate di Oderzo, nel 1933-34 è andato in Terra Santa ed è tornato entusiasta col proposito di fare un seminario proprio per la Terra Santa, cioè di raccogliere alunni che dopo sarebbero andati in Terra Santa a fare i parroci, a fare i missionari, insomma, in quella terra. È andato, ha fondato il seminario, la scuola apostolica di Oderzo, e da lì sono usciti già subito l'anno dopo, alcuni sono andati in Terra Santa, ancora ragazzi, hanno studiato nel seminario di Bezzala, vicino a Betlemme, ha studiato l'arabo, l'ebreo, eccetera, in modo da poter fare poi i pastori in quella terra. E una decina sono andati, 6 sono ancora vivi, tra cui il vescovo di Nazareth, Monsignor Marcuzzo, che è nostro diocesano. Ecco, gli altri sono morti. Comunque il legame con la Terra Santa resta molto vivo. E avremo modo magari più avanti nel corso della diretta di approfondire questo aspetto. Proprio in questo momento vediamo scendere dall'automobile il patriarca di Venezia, il cardinale Angelo Scola, e assieme a lui il nuovo vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Giuseppe Zenti. Vediamo anche il presidente della provincia di Treviso, Luca Zaia. Adesso, come dicevamo, Monsignor Zenti, insieme al Patriarca di Venezia e al Nunzio Apostolico in Italia, Monsignor Romeo, entreranno in seminario, dal portone del seminario, dove si fermeranno per un breve momento di ristoro. Don Giampiero Moret, direttore del settimanale diocesano L'Azione,
che cosa vi attendete? Voi giornalisti, voi che raccontate la diocesi da questo nuovo vescovo, intanto gli presentate un giornale che quest'anno compie 90 anni e non è poco. Certo, 90 anni è una bella età per un giornale. Noi ci attendiamo molto anche per l'esperienza passata di Monsignor Zenti. Lui faceva parte del consiglio di amministrazione di Verona Fedele e il direttore, don Bruno Fasani, mi diceva che non era lì soltanto per far numero, ma si interessava del giornale, lo seguiva fedelmente, scriveva anche spesso sul giornale Verona Fedele. Quindi noi ci aspettiamo un forte impulso e sostegno per il nostro giornale. Anche lei ha fatto parte della delegazione della diocesi che è andata a incontrare Monsignor Zenti a Verona. Sì, subito dopo l'annuncio. Come è stato l'incontro dal punto di vista delle sensazioni umane, diciamo a pelle, epidermiche? Un incontro con una persona estremamente cordiale, senza nessun complesso, ci ha accolti come vecchi amici praticamente, no? Ci ha fatti sedere lì intorno, abbiamo chiacchierato, naturalmente molte domande premevano sia noi su di lui e lui su di noi, però abbiamo conversato un paio d'ore così. E come l'altoparlante in piazza ci sta ricordando, vediamo, stanno uscendo proprio in questo momento dal seminario Monsignor Giuseppe Zenti, il Patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Scola, il Nunzio Apostolico d'Italia, Monsignor Romeo. Assieme a loro il Sindaco di Vittorio Veneto, Giancarlo Scottà, il Presidente della Provincia, Luca Zaia. Adesso vedete, attraverso le immagini della nostra telecamera radio di Simone Lotto, stanno per entrare, dopo aver lasciato il seminario, in questa piazza intitolata a Giovanni Paolo I. Una piazza che lo accoglie davvero, Don Giampiero, piena di fedeli. Sì, non pensavo, perché credevo che tutti si rifugiassero in chiesa per avere un posto garantito, mentre abbiamo la chiesa già piena e anche la piazza con una buona presenza di persone. Veramente inaspettata questa, anche perché c'erano molti limiti al traffico. Arrivare a Ceneda non è tanto facile, a dire la verità, no? Avevano bloccato tutte le strade e quindi pensavo che questo determinerà, penso, un afflusso minore. E insieme a loro anche uno dei vescovi della diocesi, Monsignor Silvio Padoin. Sì, Monsignor Silvio Padoin è di Pieve di Soligo, è vescovo di Pozzuoli. Prima era a Roma nella congregazione di vescovi ed è passato. Ecco il saluto di Monsignor Zenti a quelli che da oggi sono i suoi nuovi fedeli. Certo, è una responsabilità non da poco quella di essere vescovo di una diocesi oggi, Don Giampiero, al di là del momento di gioia. Certamente, al vescovo fa capo tutto, le gioie, le soddisfazioni, i successi, ma soprattutto le grane e i problemi. Deve risolverli tutti lui alla fine, quindi è una grossa responsabilità e poi viviamo in momenti difficili, insomma. Ecco, sentiamo il suono del picchetto composto dai militari del già 5° Corpo d'Armata che ha sede a Vittorio Veneto in piazza per accogliere il nuovo vescovo. Che adesso proprio riceverà il saluto dell'autorità civile, il sindaco di Vittorio Veneto, dai gradini della loggia cinquecentesca che ospita il Museo della Battaglia, che è uno dei monumenti più cari a questa città. Sì, è l'antica sede della comunità civile di Ceneda, di cui il vescovo era capo, tra l'altro, fino al 1700 il vescovo era capo della comunità civile di Ceneda, oltre che della comunità religiosa. Questo è l'antico municipio, diciamo, di Ceneda, ora trasformato in Museo della Battaglia. Ecco, sono arrivati sotto le arcate della loggia. Ricordavamo prima moltissimi sindaci che sono arrivati qui a rendere omaggio al nuovo vescovo. Adesso restiamo ad ascoltare il saluto ufficiale di benvenuto a Monsignor Giuseppe Zenti da parte del sindaco di Vittorio Veneto.
Prende la parola il sindaco di Vittorio Veneto, professor Giancarlo Scottà. Eccellenza, reverendissima e carissima, Vescovo nostro di Vittorio Veneto. Desidero prima di tutto darle il benvenuto e augurarle una lunga, proficua e gradevole permanenza in questa nostra città. Porgo anche il mio deferente e cordiale saluto a Sua Eminenza il Signor Cardinale Angelo Scola, nostro Patriarca, all'Eccellenza Nunzio della Santa Sede in Italia, il Signor Prefetto di Treviso, ai Sindaci dei Comuni della Diocesi di Vittorio Veneto e a tutte le autorità civili, militari e politiche qui convenute per accogliere la persona del Monsignor Giuseppe Zenti, il Vescovo di Vittorio e di questa città. Città che assomma nel suo territorio testimonianze storiche, bellezze artistiche e un patrimonio paesaggistico di tutto rilievo. Va infatti sottolineato che Vittorio Veneto ha fortunatamente mantenuto la sua caratteristica cittadina nel suo luogo. Oggi questa città sta compiendo uno sforzo notevole per superare un connotato rinunciatario e riprendere quella posizione di prestigio che il passato le aveva guadagnato nel Veneto e nella penisola. Come lei può immaginare, questo passaggio verso una effettiva riproposizione di immagine e di ruolo non è né semplice né lineare. Alle opportunità che si offrono si affiancano sempre nuove problematiche. Anche in quest'angolo, per molti aspetti privilegiati del nostro Veneto, si vive con qualche ansia l'attuale contingenza economica e, soprattutto, il flusso inarrestabile di tradizioni accelerate verso il nuovo che stanno modificando il nostro tessuto sociale. Siamo consci che è necessario accettare la sfida del nuovo, ma non dimentichiamo che se l'anelito verso il nuovo si traduce nell'aspirazione a una vita contrassegnata dal mito materialista e del benessere, questa aspirazione non può e non deve attuarsi a discapito di chi ha meno, di chi conta meno, di chi non sa e non può difendersi dall'aggressività del mondo attuale, in cui troppo spesso è il denaro a far da padrone. Per parte nostra, quali amministratori cittadini, abbiamo usato un particolare riguardo nei confronti dei bambini, dell'anziano, del sofferente, del meno ambiente, dell'emarginato in genere, guardando con attenzione i valori della solidarietà e impegnando oltre il 30% del bilancio comunale in questo settore. Lo stesso Vescovo Magarotto, con il quale è sempre stata attiva la linea dello scambio di opinioni e delle comunicazioni, ha dato atto a questa amministrazione degli sforzi intrapresi. Un altro aspetto che è stato ed è nella nostra azione quotidiana è la valorizzazione delle tradizioni culturali e civili della comunità, ritenute collante e indispensabile per far fronte all'assalto della globalizzazione. Ed è per questo che, nel nostro impegno a favore della cultura cittadina, abbiamo posto in primo piano il recupero delle radici culturali più profonde. Nel nome di queste radici mi sento libero di rivolgermi a lei come alla naturale guida spirituale dei vittoriesi, dal momento che la nostra intera cultura di veneti e di italiani poggia su valori cristiani che la sua figura di vescovo rappresenta e incarna. È nel nome di questa condivisione di valori fondamentali che auspico, eccellenza, la più fattiva, serena, franca collaborazione fra diocesi e civiche amministrazioni. Lavorando a fianco, nel rispetto delle reciproche competenze, sarà meno difficile trovare la giusta misura per far fronte alle differenti, talora contrastanti esigenze che la comunità vittoriese oggi esprime. Si avverte il bisogno di aprirsi alla pluralità delle presenze e delle culture, ma anche l'impellente necessità che vengano garantiti i limiti necessari per una convivenza ordinata e serena. Si avverte l'aspirazione a vivere in un'area più ricca e tecnologicamente servita e nello stesso tempo è viva la preoccupazione per la salvaguardia dell'ambiente e del sistema solidaristico. Nella convinzione che il dialogo e la buona volontà sia l'unico modo di affrontare la sfida della complessità, la ringrazio fin d'ora per l'impegno che ella profonderà fra i fedeli e per la disponibilità che, sono certo, ella non farà mancare ai amministratori. Prende la parola il presidente della provincia di Treviso, Luca Zaia.
Grazie e buongiorno a tutti. Innanzitutto un caloroso saluto a Sua Eminenza Angelo Scola, nostro Patriarca di Venezia, a Monsignor Romeo, Nunzio Apostolico, e un caloroso benvenuto ovviamente a Sua Eccellenza Zenti. Benvenuto in provincia di Treviso e mi lasci dire benvenuto in Sinistra Piave. Le volevo dare questo benvenuto partendo proprio da questo concetto, la Sinistra Piave. È un territorio particolare. Noi qui amiamo dire che le effigie e i quadri che raffigurano i dogi non sono mai arrivati, perché il Piave durante la Serenissima aveva delle tratte d'acqua anche di 1,5 chilometri. Questo non per parlarle solo di storia, ma per parlarle anche di un territorio dove la nostra gente si è formata, dove è cresciuta e dove poi si può ritrovare quella particolarità della gente di questo territorio. Io le parlo con molta emozione. Ho partecipato all'insediamento di Monsignor Mazzoccato a Treviso, però le dico, io sono di questa diocesi. E qui lei troverà gente disponibile, troverà quei valori della cultura cristiana molto diffusi nella società. E molto spesso magari alcune caratteristiche della nostra società vengono stigmatizzate anche a livello nazionale. La laboriosità, la dedizione al lavoro, la famiglia e molti altri valori che sono tipici della cultura cristiana, poi si sono tradotti in dati e caratteristiche sociali che tutti ci riconoscono. Abbiamo una partita IVA ogni 8 abitanti, però abbiamo anche un volontario ogni 5 abitanti. Sappiamo essere disponibili con il prossimo, sappiamo che cos'è la compassione, patire assieme. E tutti questi valori però molto spesso rischiano di essere secolarizzati. Quindi io credo, però non vado in chiesa. C'è comunque in ognuno di noi il massimo rispetto e la massima disponibilità nei confronti della Chiesa. Siamo cattolici. Il nostro Patriarca, durante l'insediamento di Monsignor Mazzoccato, nella lettura d'ingresso citò Sant'Agostino: per voi sono il Vescovo, con voi sono un cristiano. Noi siamo dei cristiani, per lei siamo dei cristiani. Però vorrei anche dire che ci aspettano delle sfide che ricordavo anche a Monsignor Mazzoccato, che sono le sfide più importanti, sfide che ho anche citato a Sua Santità nella lettera che ho portato lo scorso febbraio. Le nuove povertà. Non possiamo non ricordare tutti quei giovani che sono senza lavoro. Non possiamo non pensare a tutti quegli anziani che in una terra che sembra ricca come questa stentano a far chiudere il bilancio a fine mese. E non possiamo non pensare a tutti quei lavoratori che inevitabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche in questa terra, rischieranno di trovarsi senza lavoro. E queste sono sfide che dovremmo affrontare assieme, Monsignor Zenti. Eccellenza, lei sa che noi siamo disponibili a lavorare a fianco a lei. Vorrei chiudere questo mio intervento ricordando un grande Papa, San Gregorio Magno. San Gregorio Magno ha avuto, se si può dire, un mandato che era stato abbastanza lungo, 14 anni, dal 590 al 604. E lui diceva che un vescovo, diceva di sé, ma diceva, poi è stato anche un grande politico tra l'altro, è stato ambasciatore di Costantinopoli, è stato prefetto di Roma, quindi un politico che diventò Papa. Lui diceva che di fatto un vescovo deve vedere tutto, deve correggere poco e deve dissimulare tanto. Quelli erano anni duri, 600 erano anni duri. Io direi che per lei io le auguro di vedere tutto e correggere molto. Grazie e buon lavoro. Prende ora la parola Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Zenti. Signor Sindaco, signor Presidente della Provincia, onorevoli autorità, cittadini tutti, il mio saluto cordiale e deferente. Questa sosta, prima del mio ingresso in cattedrale,
ha una forte valenza sociale e civile. Anch'io sono un nuovo arrivato, giunto dalla vicina terra di Verona. Mi appello alla vostra benevolenza e alla vostra tradizione di accoglienza, chiedendovi il dono di essere dei vostri. Con questo atto formale, ma non formalistico, che si sta compiendo nello spazio aperto della piazza Giovanni Paolo I, antistante il Duomo, voi mi state accettando come vostro cittadino. Ve ne sono riconoscente. Per parte mia mi impegno fin d'ora a onorare e rispettare le norme e le consuetudini di pacifica convivenza che in continuità con l'eredità di un grande passato avete voluto sancire per l'oggi. Ringrazio il signor Sindaco e il signor Presidente della Provincia per l'indirizzo di saluto rivoltomi a nome dell'intera cittadinanza. Condivido le preoccupazioni cui alludevano e poiché di problematiche complesse si tratta, non mi esimo dal proporre qualche rapida riflessione, forse non inutile. Io sono convinto che ognuno che sia investito di autorità debba avere un preciso senso della realtà. Come si suol dire, deve saper guardare la realtà in faccia per farsene carico, nella consapevolezza che ogni problematica rimossa ce la ritroviamo tra mano, di lì a poco, ingigantita. Del resto siamo stati collocati in posizione di autorità, anche in funzione della soluzione dei problemi. Di qui nasce il senso della responsabilità che grava sulle nostre spalle. Siamo infatti chiamati a rispondere sul piano personale come gestiamo gli incarichi affidati a noi, il sindaco, il presidente, da parte dei cittadini con libere elezioni e io dalle disposizioni della Santa Sede. E poiché l'esercizio della nostra autorità trova inevitabilmente delle aree comuni, in ragione della realtà delle persone umane che sono destinatarie del nostro agire, sempre più saremo chiamati a tener vivo il senso della corresponsabilità, come hanno precisato sia il sindaco sia il presidente, per dare risposte il più possibile sinergiche alle medesime situazioni personali, familiari e sociali. A nessuno di noi basta dire a me interessa unicamente l'aspetto di mia competenza, né al sindaco né al presidente né a me come vescovo. A noi interessa il bene globale del soggetto, sia del singolo come della comunità, anche se il nostro intervento ovviamente è parziale. In altri termini, anche a noi compete lavorare in equipe, come i medici, che in funzione della salute globale del paziente non si sentono appagati dalla riuscita del loro specifico intervento, ma solo dal buon esito degli interventi di varia natura. Ovviamente, nel pieno rispetto delle reciproche competenze, e da parte mia state certi che questo rispetto lo avrete sempre, ma avrete sempre anche la collaborazione e, se fosse necessario, non credo, vi tallonerò. Quando si tratta del bene comune, che al di sopra di tutte le parti compete all'autorità, ognuno per la sua parte, intervenire, in funzione della crescita organica dell'insieme. Responsabilità e corresponsabilità sono dunque il parametro del nostro agire etico. Che Dio benedica
e protegga l'amatissima Vittorio Veneto, divenuta oggi anche la mia Vittorio Veneto. Grazie. La cerimonia prosegue in cattedrale, dove Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Zenti sarà accolto da parte del capitolo dei canonici e sarà insediato ufficialmente nuovo pastore della diocesi di Vittorio Veneto. Ecco, il vescovo Monsignor Zenti si trova ora alle porte della cattedrale. Accanto a lui c'è il patriarca, bacia il crocifisso, quel prelato che gli sta accanto è la prima autorità del capitolo, saluta i componenti del capitolo della cattedrale, cioè i canonici uno a uno. La folla che è in cattedrale sottolinea questi primi gesti con un battimani. Siamo però ancora alle porte della cattedrale. Ora al vescovo viene dato, carissimi fedeli, il cardinale patriarca, entrando nella vostra cattedrale, il nuovo vescovo fa memoria della comune vocazione battesimale. Con voi è cristiano, per voi è vescovo. Dio Onnipotente ci purifichi dai nostri peccati. Con queste parole il cardinale Scola ha presentato il nuovo vescovo. Ora il vescovo con un ramoscello asperge la cattedrale con l'acqua benedetta e inizia il corteo formato dal capitolo della cattedrale, dal vescovo, dal patriarca e poi dal nunzio e dall'autorità civile. Mentre il coro della cattedrale ha intonato un canto che dice "Vieni, vieni tra noi, pastore buono", il vescovo avanza tra la folla. Il tragitto è interrotto da continui battimani, non solo, ma il vescovo si ferma a salutare le persone, quelle a portata di mano, dà la mano a tutti quanti, quindi prevediamo che il tragitto sia un po' lungo. Si ferma proprio davanti a tutti il vescovo. Saluta anche gli altri sindaci che erano già in cattedrale. Sulla sinistra dell'altare maggiore, a sinistra del transetto, ci sono i sacerdoti veronesi, da parte destra i sacerdoti di Vittorio che concelebreranno con il nuovo vescovo. Ecco, ora il vescovo si porta alla cappella del Santissimo insieme con il patriarca e con il nunzio, si inginocchia e prega.
dove è conservato il corpo del patrono della diocesi, il vescovo Sant'Iziano. Le telecamere non raggiungono la cripta. Le spoglie del santo patrono sono contenute in una urna di bronzo posta sull'altare a lui dedicato. Nella cripta, oltre che le sacre reliquie, c'è anche una antichissima statua di Sant'Iziano, una statua in pietra che è del 1500. Insieme con il vescovo sono scesi in cripta anche il patriarca, il nunzio e gli altri vescovi che lo accompagnano. Ecco, ora è risalito e si porta in sacrestia per vestire i paramenti per la messa. Sta salutando i sacerdoti di Vittorio Veneto. Mentre si prepara per la celebrazione, possiamo dire qualcosa di questa cattedrale di cui prende il possesso oggi. Sappiamo che cattedrale significa chiesa in cui c'è la cattedra del vescovo, perché il vescovo è anche il maestro della diocesi. Vedremo poi questa cattedra anche materialmente. Questa cattedrale, eccola, ora c'è un'inquadratura della cattedra, anche questa è un antico manufatto in legno, risale alla fine del 1400. Le due figure sullo schienale sono i due presunti evangelizzatori del territorio di Ceneda, Sant'Ermagora, vescovo di Aquileia, e il suo diacono, San Fortunato, ambedue martiri. Ecco, ora si vede molto meglio Sant'Ermagora, il vescovo a sinistra dello schermo, e San Fortunato sulla destra. Dicevo che questa cattedrale è la terza cattedrale della diocesi di Ceneda, come un tempo si chiamava, ora Vittorio Veneto. La terza cattedrale perché abbiamo notizie di una primissima cattedrale denominata in alcuni documenti Basilica Sante Marie, la Basilica di Santa Maria, cattedrale ancora oggi dedicata alla Madonna Assunta. Non si hanno notizie più precise, deve essere stata una piccola chiesa questa, ma certamente sorgeva sullo stesso luogo dell'attuale cattedrale. Ecco ora il corteo dei concelebranti sta scendendo dalla sacrestia. Ci sono i canonici, ci sono i vicari foranei della diocesi, i monsignori. Il coro della cattedrale sta cantando un inno significativo. Io sono il buon pastore che vive in mezzo a voi. Sono parole di Gesù, ma sappiamo che il vescovo Zenti ha preparato delle immaginette in un'occasione del suo ingresso e riporta in questa immagine precisamente le parole di Gesù: io sono il buon pastore.
Roberto, Monsignor Zenti, all'atto della sua ordinazione episcopale, quale motto ha voluto iscrivere nel suo stemma? Beh, significativo. Le parole di San Paolo: per me vivere è Cristo. Motto episcopale ed emblema episcopale che fa sintesi della stupenda chiesa di Vittorio Veneto, di cui Monsignor Zenti diventa oggi il buon pastore, come ricordava Don Giampietro, il buon pastore, quel buon pastore che campeggia come immagine sulla lunetta dell'abside della chiesa di San Martino Buonalbergo, la chiesa dove Monsignor Zenti è stato battezzato, dove ha mosso i primi passi come cristiano, dove è stato ordinato sacerdote da quel Monsignor Carraro Giuseppe, proveniente allora da Vittorio Veneto. Una serie di simboli, di una simbologia che sottolinea ancora quanto diceva prima Don Giampietro nel commento, l'importanza del buon pastore ed il senso della cattedra, quella cattedra che oggi Monsignor Zenti occupa, tra virgolette, con grande senso di servizio. Ora sta per avere inizio il rito di immissione, di trasmissione del potere dal Vescovo Magarotto, che non è presente però, al nuovo Vescovo Giuseppe Zenti. Il rito di immissione verrà celebrato dal Nunzio Apostolico, Monsignor Romeo. Nunzio Apostolico, sapete, è il rappresentante della Santa Sede del Papa in Italia. Siccome il potere, diciamo, il compito di guidare le diocesi e la scelta di coloro che devono guidare le diocesi spetta al Papa, ecco che è giusto che sia il rappresentante del Papa che immette che nel nuovo ministero episcopale Monsignor Zenti gli trasmette quasi il potere. Il nunzio ha incensato l'altare, ora si siede, va alla sede. Questi sono i concelebranti, numerosi sacerdoti delle due diocesi. Nel nome del Padre e Inizia del il rito. Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, fratello Giuseppe, e con tutti voi. E con il tuo spirito. Dopo il saluto, Ora il delegato diocesano, a nome di tutta la diocesi vittoriese, rivolge al metropolita, il cardinale patriarca di Venezia, al nunzio apostolico, arcivescovo Paolo Romeo, e al nuovo vescovo il benvenuto, manifestando fin da questo momento la gioia per questo dono di Dio e la disponibilità ad accoglierne con fede la grazia. Eccellenza Reverendissima, a nome dell'intero popolo di Dio che vive tra Piave e Livenza, dai monti al mare, la Chiesa di Vittorio Veneto, con i suoi preti e diaconi, con il suo seminario, religiosi e religiose, e con tutti i fedeli laici, ho l'onore di porgerle il saluto e l'ossequio filiale e cordiale. Accanto a lei salutiamo e rendiamo il devoto omaggio
a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, che ci unisce idealmente ai venerati padri vescovi del Triveneto, a Sua Eccellenza Monsignor Paolo Romeo, Nunzio Apostolico per l'Italia, che ci richiama devotamente al Sommo Pontefice e che presiede il rito dell'insediamento, a Sua Eccellenza Monsignor Silvio Padoin, nostro conterraneo e Vescovo di Pozzuoli. Abbiamo appena dato l'addio commosso e riconoscente all'amatissimo e venerato Vescovo Alfredo, che si è congedato da noi per raggiunti limiti di età, secondo la disciplina canonica. Ma oggi il nostro rammarico si cambia in intima gioia ed esultanti acclamiamo il Vescovo Giuseppe con l'espressione biblica: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sì, carissimo nostro Vescovo Giuseppe, lei non viene per sua scelta, ma con la forza e l'autorità dell'obbedienza a Dio come successore degli Apostoli. Davvero il Signore è buono e grande nell'amore. E oggi tutti insieme ringraziamo e benediciamo Dio che continua a volerci bene nei pastori che ci assegna. E ringraziamo lei per aver accettato il delicato compito di servire come vescovo questa chiesa di San Tiziano. E insieme ringraziamo la chiesa sorella di Verona, di cui salutiamo la qualificata delegazione qui presente, che ci ha fatto il più bel regalo che poteva darci, secondo l'affermazione del suo eccellentissimo vescovo padre Flavio Roberto. La folta schiera di preti e fedeli diocesani che l'11 gennaio scorso ha partecipato al rito solenne della sua ordinazione nella cattedrale di Verona ha accolto con gioia e soddisfazione le diverse testimonianze che illuminano la figura del nostro nuovo vescovo. Il Signore lo ha preso da una famiglia contadina e ci dà oggi un padre, un maestro e un pastore che ha maturato, lavorando in diversi campi del ministero sacerdotale, una ricca esperienza umana e spirituale. Ci dà, per dirla ancora con la sintesi del suo vescovo, un uomo buono, saggio, generoso servitore della comunione. Noi, Eccellenza, l'accogliamo nella fede, ricordando la parola del Signore che disse agli Apostoli: chi ascolta voi, ascolta me. Consapevoli che il Vescovo è il visibile principio e fondamento di unità nella Chiesa particolare, vogliamo impegnarci, preti, fratelli e sorelle di vita consacrata e fedeli laici, in comunione di intenti e di opere, a cercare insieme con la luce dello Spirito le strade della nuova evangelizzazione in un mondo che cambia per un rinnovato slancio di missionarietà. Non partiamo da zero, anche per noi, grazie a Dio, il concilio non è passato in vano e i pastori che l'hanno preceduta, Eccellenza, su questa cattedra episcopale, per ricordare solo gli ultimi, Luciani, Cunial, Ravignani, Magarotto, ci hanno aiutati a essere Chiesa dentro la storia, a moltiplicare i segni di speranza e di solidarietà. La Chiesa di San Tiziano così si presenta oggi al suo Vescovo proprio com'è, con la sua storia di luci e di ombre, con le sue potenzialità e anche con i suoi problemi. L'attuale impostazione pastorale si sforza di conservare i valori di lunga tradizione di fede, ma anche di cercare
risposte valide alle nuove urgenze, soprattutto con riferimento alla iniziazione cristiana, alla formazione dei giovani, alla famiglia, all'impegno missionario Fidei Donum che la nostra diocesi mantiene da più di 40 anni in Africa e in Brasile, all'avvio delle cosiddette unità pastorali e altro. In questo triennio post-giubilare la nostra Chiesa, secondo gli orientamenti dei vescovi e a partire dalla lettera del Papa all'inizio del nuovo millennio, consapevole che ogni cristiano, ogni discepolo del Signore è chiamato anzitutto a essere santo, ha scelto questa Chiesa come impegno di fondo di sostare in contemplazione del volto di Cristo. Successivamente, di anno in anno, il Verbo incarnato, il suo volto sofferente, il volto del risorto presente nella Chiesa, proprio il tema dell'anno in corso. E ora, per un disegno provvidenziale, il suo motto episcopale ci propone quasi una sintesi di questo nostro ultimo cammino: mi vivere Christus. Nella operatività pastorale ci siamo dati 2 obiettivi: avviare iniziative per la promozione e formazione della ministerialità laicale e intensificare la preghiera e la proposta per le vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Ecco, Eccellenza, solo qualche tratto del nostro profilo di Chiesa. Non possiamo nascondere che ci sono anche le rughe, qualche stanchezza, sofferenza e fragilità, ma anche tutta la disponibilità a voler crescere nell'esercizio di una effettiva corresponsabilità con il Vescovo. Ci conforta sapere che oggi abbiamo in lei non solo un padre, maestro e pastore, ma anche un amico e compagno di strada che sa ascoltare, comprendere e guardare avanti con coraggio. È anche l'augurio che formuliamo e ci scambiamo sotto lo sguardo della Vergine Madre di Dio che in questa cattedrale veneriamo assunta in cielo, e sulle sacre reliquie del santo patrono Tiziano, mentre insieme invochiamo: concedici, o Signore, di costruire insieme con il nostro Vescovo e Padre Giuseppe un futuro di speranza, di comunione e di pace per tutti. Fa che il gregge sia la gioia del suo pastore e il pastore la gioia del suo gregge. Abbiamo sentito dalle parole del vicario generale della diocesi di Vittorio Veneto, Monsignor Guerino Pagotto, il saluto al nuovo vescovo, la gioia della diocesi, anche una breve sintesi di quelli che sono stati gli orizzonti pastorali degli ultimi anni. Adesso, Don Giampiero, arriviamo ad uno dei momenti fondamentali dei riti di introduzione. Fratelli e sorelle carissimi, nell'esercizio della mia missione di rappresentante del Santo Padre in Italia, sono lieto di consegnare la bolla con la quale il Santo Padre ha associato alla successione apostolica Monsignor Zenti e lo ha costituito padre e pastore di questa Santa Chiesa di Vittorio Veneto. Invito a darne lettura per dare poi il possesso canonico al nuovo Vescovo. Il cancelliere della Curia leggerà adesso la lettera apostolica di nomina di Monsignor Giuseppe Zenti a Vittorio Veneto. Servo dei servi di Dio, saluta e benedice il diletto figlio Giuseppe Zenti, finora vicario generale della diocesi di Verona, eletto vescovo di Vittorio Veneto.
La sollecitudine del successore di Pietro verso tutte le chiese particolari richiede che alle stesse singole chiese sia preposto un vescovo e pastore, tale da saper fruttuosamente guidare il popolo affidato alle sue cure. Ora abbiamo davanti ai nostri occhi l'antichissima diocesi di Vittorio Veneto, un tempo chiamata Ceneda, di cui il più insigne vescovo fu Giovanni Paolo I, nostro predecessore di venerata memoria. Dal momento che questa sede si è resa vacante per la rinuncia del venerabile fratello Alfredo Magarotto, con sollecitudine provvediamo un nuovo pastore a quella porzione del popolo di Dio e abbiamo rivolto il nostro animo a te, diletto Figlio, che come vicario generale della diocesi di Verona hai dimostrato dedizione, saggezza e capacità singolari. Perciò, sentito il parere della Congregazione per i Vescovi, in forza della nostra autorità apostolica, ti nominiamo Vescovo di Vittorio Veneto, conferendoti al tempo stesso tutti i diritti e le facoltà connesse che ti sono attribuite dai sacri canoni. Concediamo volentieri che nel rispetto delle norme liturgiche tu riceva l'ordinazione episcopale dalle mani di un vescovo cattolico, anche fuori di Roma. Farai quanto prima la tua professione di fede e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori, con le formule stabilite, da rispettarsi secondo la consuetudine. Desideriamo che il clero e i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto vengano a conoscenza di questo nostro decreto e ti accolgano con animo gioioso, quale solerte annunciatore del Vangelo. Infine, diletto Figlio, affidiamo te alla protezione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, affinché tu possa offrire alla tua comunità ecclesiale un esempio di vita evangelica ed essa progredisca verso la santità. Dato a Roma, presso San Pietro, il 3 dicembre dell'anno del Signore 2003, 26esimo del nostro pontificato. Giovanni Paolo II, Papa. Battinani sottolinea la lettura della bolla che formalmente insedia il vescovo Giuseppe Zenti come vescovo di Vittorio Veneto. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il vescovo Giuseppe Zenti è pastore della Santa Chiesa di Vittorio Veneto. Ecco l'annuncio ufficiale e ora due gesti simbolici. Il nunzio apostolico lascia la sede al nuovo vescovo e consegna il pastorale, simbolo dell'autorità episcopale. Ecco Monsignor Zenti nella pienezza dei suoi poteri. Esprimiamo nel canto la nostra gioia per il dono di un nuovo pastore nella persona di Monsignor Giuseppe Zenti. Durante l'acclamazione alcuni rappresentanti della Chiesa diocesana rendono omaggio al nuovo vescovo. Anzitutto il Collegio dei Consultori, a nome di tutti i presbiteri e diaconi della diocesi, primi collaboratori del vescovo. Un rappresentante dei religiosi, una rappresentante delle religiose e una consacrata, i cui carismi il vescovo è chiamato a custodire nella Chiesa. Una famiglia, cellula nativa per la trasmissione della fede, e due giovani, speranza della Chiesa.
L'antico inno Christus Vincit accompagna questo omaggio, diciamo, dei vari componenti del popolo di Dio che è in Vittorio Veneto al suo nuovo pastore, il vescovo Giuseppe. Alcuni sacerdoti innanzitutto, una religiosa, rappresentante di tutte le religiose della diocesi, una rappresentante di istituti secolari, religiosi ancora, e poi questa famiglia con i rispettivi figli, un ragazzo e una ragazza, anche gli anziani, sono i nonni, questa famiglia, quindi abbiamo qui 3 generazioni, i genitori, con i propri figli, e i genitori dei genitori, rappresentanti di tutti gli anziani della diocesi, e infine 2 giovani. Continua il canto del Christus Vincit. In questo canto si acclama al Papa Giovanni Paolo II, ma anche, per dirla con le parole in latino, Iosefo Reverendissimo Episcopo et universo clero ac popolo ei commisso pax vita. A Giuseppe, Reverendissimo Vescovo, a tutto il clero e il popolo congiunto con lui, pace, vita e salute perpetua. Pace a voi, fratelli e sorelle, a tutto il clero e a tutto il popolo della Santa Chiesa di Vittorio Veneto. Inizia la celebrazione dell'Eucaristia con il canto del Gloria. In excelsis Deo. Il Gloria è cantato in latino con l'alternanza di coro e assemblea. L'assemblea canta un'antica melodia gregoriana del Gloria. Il cardinale patriarca di Venezia non concelebra, ma assiste alla celebrazione. Avete visto poco fa l'inquadratura al lato dell'altare. Ricordiamo che il cardinale di Venezia, patriarca di Venezia, è anche il metropolita.
significa che è il primo vescovo della regione, che comprende la regione civile del Veneto e di Venezia Giulia e del Trentino. Metropolita significa il vescovo della città madre. Metropolis è appunto la città madre. Nel nostro caso la città madre è Venezia, anche se storicamente non è così, perché tutta questa zona, questo territorio che va dall'Istria fino al lago di Garda, sappiamo che è stato evangelizzato e ha avuto come prima sede Aquileia, e solo in un secondo tempo è subentrata Venezia. Infatti il titolo di patriarca è stato trasmesso da Aquileia, dove c'era l'antico patriarcato, a Venezia, nuova sede del patriarcato. Alcune competenze particolari ha il patriarca metropolita nei confronti delle altre diocesi, coordina un po' l'attività pastorale e interviene anche in alcuni momenti particolari della vita delle diocesi. Preghiamo. O Padre, che nelle singole chiese pellegrine sulla terra manifesti la tua Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, concedi a questa tua famiglia, raccolta intorno al suo pastore, di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia, nella comunione del tuo Spirito, per divenire immagine autentica dell'Assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza del Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Inizia ora la prima parte della messa, che sappiamo essere la parte dedicata alla parola. Dal libro del profeta Geremia. Vengono lette le letture della Nei quarta giorni del domenica re del Giosia, tempo ordinario. Mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
La mia bocca annuncerà la tua giustizia, Signore. In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami. Per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, aspirate ai carismi più grandi, e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente,
è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa. Ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. Il vescovo ha messo l'incenso nel turibolo perché il diacono che leggerà il testo del Vangelo ora, dopo l'Alleluia, prima della lettura incensa il libro del Vangelo. Ecco il diacono che chiede la benedizione. Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato il misteri del regno dei cieli. Il diacono alza il libro del Vangelo in modo che tutta l'assemblea lo veda bene. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Annuncio del Vangelo e incensazione. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Tutti le rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose:
Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore. Ecco, ora il Vescovo Giuseppe si appresta a proclamare la sua prima omelia come Vescovo di Vittorio Veneto. In un momento così solenne come l'ingresso nella mia diocesi, sento anzitutto il bisogno di rendere grazie adorante a Dio nel suo mistero di comunione trinitaria, per l'amore che ha riservato a questa amata Chiesa di Vittorio Veneto lungo tutto il percorso della sua ultramillenaria storia di salvezza e di santità. Con letizia interiore, anch'io ora mi inserisco nell'alveo di questa feconda tradizione che eredito dai miei predecessori sulla cattedra di San Tiziano, ultimo in ordine di tempo e a noi tutti carissimo, Sua Eccellenza Monsignor Alfredo Magarotto, per farla proseguire nell'oggi, carico di incondizionata fiducia nella fedeltà di Dio alla sua Chiesa, alla quale non cessa di elargire tutte le grazie di cui ha necessità per un cammino di fedeltà a Lui. Rivolgo il mio saluto deferente e grato, vorrei dire fraterno e amico, al Patriarca, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, che presenzia in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, al Nunzio Apostolico in Italia, Sua Eccellenza Monsignor Paolo Romeo, la cui vicinanza ridesta in me tanti sentimenti vissuti nella sua casa in nunziatura la sera del 24 novembre scorso, quando mi ha accolto con squisita amabilità
e non è certo il momento di raccontare tutte le peripezie di quella serata, di quella notte. A Sua Eccellenza Monsignor Silvio Padoin, in rappresentanza dei Vescovi nativi di Vittorio Veneto, e che servono la Chiesa di Dio nelle chiese sorelle, cioè le loro eccellenze Valerio Breda, Angelo Cella, Agostino Ferrari Toniolo, Giacinto Bulos Marcuzzo, Ovidio Poletto, Beniamino Stella e, ultimo di un nutrito grappolo, Armando Bucciol, da poco eletto vescovo, sigillo dell'autenticità della missione ad agentes con preti Fidei Donum, voluta da Albino Luciani 40 anni fa. Un grazie anche a Sua Eccellenza Monsignor Eugenio Ravignani per quello che mi ha scritto in questa occasione, mi è vicino. Come pure rivolgo un saluto deferente a tutte le autorità, civili e militari, che hanno voluto onorarmi della loro presenza sempre significativa, e poiché ho avuto una trascuratezza sotto la loggia, ma sapevo che esisteva, che c'era, era un po' però ritirato, saluto in questo momento il vicepresidente della Regione, sempre in quell'ambito del rispetto e della volontà di collaborazione che compete a chiunque ha posti di responsabilità, di autorità. Ma è soprattutto alla mia nuova famiglia diocesana che desidero riservare un saluto speciale, carico di affetto, di stima e di riconoscenza. Vorrei potervi guardare in volto e stringervi la mano ad uno. Non potendolo fisicamente, lo faccio in modo cumulativo, ma non genericamente. Saluto con tutto il mio cuore di uomo e di pastore l'intero presbiterio, cuore di un vescovo, con il suo delegato generale, cioè con il suo vicario generale, Monsignor Guerrino Pagotto, e gli stretti collaboratori del vescovo, con il collegio di consultori, il consiglio presbiterale, che ovviamente riconfermo, i vicari foranei, i canonici del capitolo della cattedrale, la curia, tutti i presbiteri, dai più giovani ai più anziani, da quelli che godono florida salute a quelli che sono sofferenti per infermità, malattia, solitudine, i diaconi permanenti e con pensiero grato i missionari. Un saluto cordialissimo al seminario con i suoi educatori, in primo luogo il rettore Don Graziano De Nardo, i suoi collaboratori e tutti i seminaristi con le loro famiglie, i docenti e il preside dello studio teologico, Monsignor Giacinto Padoin. Saluto con riconoscenza per ciò che sono e fanno qui e in terra di missione i consacrati in questa giornata speciale per la vita consacrata, religiosi, religiose, membri degli istituti secolari. Saluto i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e tutti coloro che si sentono interpretati e sono rappresentati dalla consulta delle aggregazioni laicali, con l'Azione Cattolica che ne è capocordata e gli Scouts che sempre si adoperano, anche oggi, con tanta generosità. Saluto con venerazione e con commozione le famiglie, risorsa, speranza e preoccupazione per una società civile e per la Chiesa, con tutti i suoi componenti, genitori, figli, nonni, nella consapevolezza che non si può ipotizzare una persona qualsiasi avulsa dalla sua famiglia per quanto dissestata e disastrata. Tutte le famiglie, quelle che hanno la gioia di vivere nella fedeltà e nella comunione di spirito, quelle travagliate da difficoltà o crisi e quelle che purtroppo
hanno subito lacerazioni. A tutti il mio pensiero e la mia preghiera, perché su tutti ho dei doveri e tutti porto in cuore. La famiglia è al centro del cuore della Chiesa e nel mio cuore di pastore, unitamente all'intero presbiterio. Saluto con gratitudine i consigli pastorali parrocchiali foraniali, i consigli per gli affari economici, i collaboratori parrocchiali, i volontari, gli animatori, le catechiste, i ministri straordinari dell'Eucaristia, i ministranti, i gruppi parrocchiali, i cori parrocchiali, le scuole di formazione teologica o catechistico-pastorale, gli operatori del settimanale diocesano L'Azione con il suo direttore Don Gian Pietro Moret, gli operatori dei mass media che in vario modo cooperano all'evangelizzazione, in primo luogo l'emittente Radio Palazzo Carli. Saluto i rappresentanti delle varie espressioni religiose, a cominciare dalle chiese sorelle cristiane in spirito genuinamente ecumenico. Saluto con rispetto i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ausiliario, gli studenti di ogni ordine e grado. Saluto gli uomini di cultura e spero di incontrarli quanto prima, gli artisti, gli operatori dei mass media, gli operatori dell'ambito della sanità, imprenditori, sindacati, operai, professionisti, artigiani, negozianti, agricoltori, gli iscritti alle associazioni di categoria e tutto l'ampio e articolato mondo del volontariato. Saluto coloro che praticano un qualsiasi genere di sport e i loro dirigenti. Saluto chi sperimenta il peso della solitudine, dell'angoscia, della disabilità fisica o psichica, dell'anzianità, dell'infermità, della malattia, del carcere, della mancanza di lavoro o di tetto. Saluto gli autoctoni, chi è nato qui, e gli immigrati, chiamati nel rispetto delle leggi e delle consuetudini vigenti a dare un loro apporto alla edificazione della casa comune e a rendersi disponibili per una feconda integrazione. Saluto, infine, tutti coloro che non si sono sentiti nominare esplicitamente e che un po' alla volta imparerò a conoscere. Ho voluto indugiare su questo lungo e non completo elenco di realtà di riferimento per indicarvi meglio qual è il ministero del Vescovo. Vescovo, etimologicamente significa preposto ad uno sguardo d'insieme, collocato sopra le parti per sovrintendere allo sviluppo organico della comunità che gli è affidata, senza schieramenti e senza trascuratezze. Un vescovo deve sempre tenere d'occhio, anzi, nella mente e nel cuore, tutte le componenti della realtà della sua diocesi. Si tratta di una realtà estremamente varia, diversificata, segno della ricchezza di doni, di risorse, di carismi e di ministeri, per dirla con Paolo. Anche nella nostra Chiesa di Vittorio Veneto lo Spirito Santo, sempre munifico, ha assicurato una profusione di doni, non finalizzati tuttavia all'interesse dell'individuo o di un gruppo, ma in vista della edificazione del corpo di Cristo che è la Chiesa. In altri termini, sono doni elargiti a me, a te, ma non per me, per te. Tutto tende a confluire nella comunione di un unico organismo vivente e dinamicamente articolato, la crescita organica e la maturazione della Chiesa che vive in Vittorio Veneto, quale incarnazione storico-locale della Chiesa universale. È evidente che sotto questo profilo al Vescovo non compete fare tutto, al di là delle attese che ci possono essere. L'esercizio del suo ministero si concretizza nel discernimento in vista della valorizzazione di tutte le risorse umane,
presbiteri, consacrati, laici, perché ognuno diventi il meglio di sé e sia disposto a far dono di sé per l'edificazione comune, facendo bene la sua parte. Il vescovo deve fare bene la sua parte, i presbiteri consacrati bene la loro parte, i laici bene, benissimo la loro parte. E il vescovo ha un compito particolare. Grazie al suo ministero non c'è da preoccuparsi della diversità, che è risorsa nell'organicità. Ne ha la grazia, l'autorità, il genio, al fine di fare della diversità di doni e di ministeri non un problema, ma una risorsa. E ciò è reso possibile da quell'amore di Dio in noi che nel dono dello Spirito diventa sorgiva di amore fraterno, con il corredo delle sue peculiari caratteristiche individuate, segnalate, evidenziate da Paolo nella seconda lettura. Che stupenda quella lettura! La traduco in termini un po' astratti laddove Paolo usa gli aggettivi corrispondenti. Dice la carità è paziente, allora la pazienza, la sopportazione, la longanimità, la mitezza, la benignità, la benevolenza, l'affabilità, la riservatezza, il rispetto e la considerazione degli altri, l'altruismo, l'impegno per la giustizia, la disponibilità al perdono, la speranza, la fiducia, l'umiltà. Ecco il carisma più grande di tutti. L'amore fraterno, come partecipazione all'amore trinitario di Dio in noi, è il cuore del cristianesimo. Il dono è il frutto dello Spirito in noi, la risorsa vitale che ci rinnova, l'unico vero imperativo morale di Cristo che ci mette nel suo discepolato, e altresì la via migliore di tutte, la più efficace, anche sotto il profilo della nuova evangelizzazione. Da questo tutti vi riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri nel mio amore. Resa ancor più urgente questa carità fraterna dall'attuale ondata di imbarbarimento delle relazioni interpersonali, nella quale la sete smaniosa ed egoistica di benessere, unicamente materiale, rischia di imprigionarci. La nuova evangelizzazione. La Chiesa è nata per evangelizzare, pur nella consapevolezza dei travagli e delle fatiche connesse, da sempre, come ci ricorda la parola proclamata in questa quarta domenica del tempo ordinario, che accosta Geremia e Gesù. Geremia, inviato da un popolo di ribelli come profeta delle nazioni, con il sostegno della presenza di Dio: non temere, io sarò con te. E Gesù, profetizzato dalle scritture ma rifiutato dai suoi connazionali al punto da venir condotto sul ciglio del monte per esservi precipitato giù, eppure animato dalla potenza dello Spirito che era sopra di lui, in lui, per mandarlo ad evangelizzare. La Chiesa vive se è missionaria, se trasmette, se comunica il Vangelo che decodifica e svela il mistero dell'uomo, è patrimonio per tutti. Tutti ne hanno diritto, perché tutti ne hanno bisogno vitale. Vorremmo che il Vangelo e la concretezza della persona di Cristo potesse essere conosciuto, riconosciuto, accolto da tutti. L'uomo è fatto per il Vangelo, cioè per Cristo che è la verità dell'uomo. A tal fine so che posso contare su di voi, presbiteri, consacrati, e a un titolo singolare su di voi laici,
che siete gomito a gomito con gli uomini del nostro tempo, di cui condividete tutto, immersi come siete per vocazione nella complessa realtà sociale e culturale. Ma come mi insegnate voi stessi in forza della vostra esperienza, per raggiungere questo obiettivo non è indifferente la via della trasmissione. Quanta ruggine nella mente e nel cuore di troppe persone nei confronti di Cristo e ancor più nei confronti della Chiesa. Sì, perché ammaliate dal miraggio di grandi miti, potere, successo, l'edonismo, il denaro, il divertimento, ma anche perché si sono trovate estraniate a partire dal dopo Cresima, dal senso di appartenenza ad una comunità da cui si sono sentite forse poco amate, forse anche giudicate. Una comunità talora persino rassegnata alla loro perdita, o Dio non voglia, risollevata dalla loro perdita per avere meno grattacapi, ripiegata su pochi buoni che non danno fastidio. Proprio un grande e incondizionato amore all'uomo ci fa attivare le vie della comunicazione del Vangelo a tutti. Diffidenze e resistenze che rendono perplessi molti di fronte al fatto religioso, in specie di fronte all'evento cristiano, fino al punto da dichiararsi agnostici, settici e persino da ostentarsi atei, possono essere dissolte grazie alla testimonianza di amore fraterno che documenta una convivenza improntata non su egoismi e conflittualità, ma sul senso della responsabilità gli uni verso gli altri, fra i quali far intercorrere un flusso di comprensione, di stima, di fiducia, di solidarietà, di vera amicizia. Certamente la nuova evangelizzazione dovrà far leva sulla capacità di ascolto, di dialogo, di rispetto, di valorizzazione delle risorse della razionalità. E sogno il momento in cui potermi incontrare insieme con i miei presbiteri, con le persone che sono in difficoltà di fede, anche coloro che sono travolte dall'indifferenza religiosa, specialmente con coloro che sono in sincera ricerca e che hanno difficoltà e dubbi, per poter valorizzare attraverso la razionalità le vie che conducono e introducono alla pienezza della verità. Lo sogno e lo spero di poterlo realizzare, di propositività. Ma generalmente il messaggio, per giungere al cuore di una persona, transita dal calore umano tipico dell'amore fraterno. L'ateismo dei 1000 volti si supera, più che con le agguerrite discussioni, con l'amore vero che fa sperimentare chi di fatto è Dio. Dio è amore. La verità tutta intera viene efficacemente veicolata da un sincero amore fraterno. Non sarà allora forse la passione per la missione, per l'evangelizzazione a liberarci dalle secche di una fede languida, scarsamente significativa, dalla estraneità reciproca e dalla litigiosità? Io non vi conosco, ho detto così genericamente, parlando un po' della mia vecchia diocesi. Riconosco che l'impresa è ardua, ma abbiamo coscienza che è anche prima di tutto dono di Dio. Ogni volta che partecipiamo alla celebrazione dell'Eucaristia, mentre veniamo alimentati dalla parola di verità, attingiamo alla fonte dell'amore fraterno e della missione. Ci sono compagni di viaggio, il patrono, San Tiziano, tutti i santi di questa amata chiesa di Vittorio Veneto, in particolare i vescovi defunti che mi hanno preceduto, penso in modo particolare, ma proprio per il vincolo di affetto, Monsignor Giuseppe Carraro, e poi soprattutto Albino Luciani, di cui, essendo già introdotta la causa di beatificazione, ci è lecito invocare una speciale protezione. Soprattutto ci è compagna di viaggio, anzi, madre tenerissima, Maria, la madre della Chiesa,
capo e corpo. A lei affidiamo con fiducia il cammino della nostra Chiesa, mettendo sotto la sua protezione materna le nostre famiglie e le vocazioni alla vita consacrata e alla vita presbiterale, che hanno senso e valore proprio nell'essere al servizio del carisma e del ministero della famiglia. Famiglia e vocazioni sono un binomio inscindibile. Sante famiglie sono il terreno fecondo, il primo seminario delle vocazioni, e sante vocazioni sono sigillo della santità delle famiglie e il più necessario ministero per le famiglie. Carissimi, i festeggiamenti volgono ormai al termine e io sento il bisogno di dirvi un grazie grande dal profondo del cuore anche agli organizzatori e di Verona e di Vittorio Veneto. Ma ormai ci attendono i tempi della operosità. Questa è l'ora nostra che urge. Questo è per noi il tempo provvidenziale che lo Spirito ci riserva per far maturare in noi i suoi frutti, primo dei quali, come precisa Paolo nella lettera ai Galati, l'amore fraterno missionario, segno che ci siamo lasciati raggiungere dall'amore di Cristo e che Lui, Gesù Cristo, è la ragione e la forza del nostro vivere. È il nostro vivere, davvero, per me, per voi, per tutta la Chiesa di Vittorio Veneto, il vivere è Cristo, che non delude mai. Grazie. Credo in unum Deum. Visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum. E mentre ascoltiamo la professione di fede recitata in latino Don Gianpiero, forse possiamo svolgere qualche breve riflessione su questa prima omelia con cui Monsignor Zenti si è presentato alla sua nuova diocesi, giocata, direi, attorno a due concetti fondamentali: la nuova evangelizzazione, che non da oggi rappresenta la grande sfida che è di fronte alle nostre chiese, e al tempo stesso l'importanza del richiamo all'amore. In fondo, ha detto Monsignor Zenti, per camminare sui percorsi della nuova evangelizzazione, più che, ancor prima che un aggiornamento degli itinerari pastorali o dell'immagine della Chiesa, bisogna saper cambiare il modo di porsi nei confronti della gente ed essere autenticamente testimoni di quella modalità di amore che è intrinseca al messaggio cristiano. Sì, e in questo compito che ha sottolineato molto di evangelizzazione, di annunciare il Vangelo, di testimoniarlo, mi ha colpito in modo particolare quell'accenno ai lontani. È stato veramente singolare. I lontani che forse si sono allontanati, ha detto, anche per colpa nostra, per la nostra freddezza, con i quali dobbiamo tentare nuovi rapporti. Mi è piaciuto molto questo passaggio. E poi l'appello a tutte le forze della Chiesa perché si impegnino. E ogni volta che ha nominato i laici ha voluto sottolineare anche questo impegno particolare che spetta a loro, mi pare. E forse, Roberto, in questo messaggio di attenzione ai lontani, di attenzione anche alle risorse della razionalità,
c'è qualcosa dei suoi studi, della sua grande passione per Sant'Agostino, che sappiamo essere stato un lontano che poi invece è diventato un vicinissimo a Dio ed essere stato anche un grande intellettuale. Sì, tu lo sottolineavi, c'è grande parte della sua vicinanza alla conoscenza di Sant'Agostino, una vicinanza che l'ha portato anche negli ultimi anni e soprattutto quindi nell'attività pastorale nelle parrocchie a fare sintesi del grande magistero agostiniano legato alle problematiche odierne. Mi ripeto un po', ma mi piace sottolineare accanto a quanto diceva Don Giampietro, i diversi passaggi di questa omelia in cui Monsignor Zenti ha ricordato la famiglia come luogo non solo da rievangelizzare, ma come risorsa della rievangelizzazione della nostra terra veneta. E anche questo fa parte di una attenzione tutta particolare che lui ha profuso in questi anni di vita pastorale, e anche come vicario generale ha cercato di condividere, prima di tutto con il presbiterio e poi con il vescovo, anche all'interno di un cammino sinodale che la Chiesa di Verona sta vivendo in questi giorni. C'è stato un momento, Don Giampiero, in cui dopo aver elencato quelle che sono le difficoltà di recensione della fede cristiana, Monsignor Zenti si è fermato e a braccio ha voluto ricordare: parlo della mia vecchia diocesi, non conosco ancora quella di Vittorio Veneto. Incontrerà secondo te un tessuto in qualche modo diverso da quello scaligero oppure no? Sì, dal punto di vista della composizione sociale certamente è diverso. Basta pensare che noi non abbiamo nessun centro urbano rilevante. Non abbiamo il capoluogo di provincia, abbiamo soltanto cittadine, Vittorio Veneto, Conegliano, Sacile, Oderzo, e già questo dà una fisionomia particolare alla diocesi. Nella quale vengono invocati i santi adesso è terminato il canto del credo, della nostra Chiesa particolare. C'è la preghiera dei fedeli. Perché anche ai giorni nostri la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Figlio risorto. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea. Nelle litanie dei santi, Don Giampiero, ritornano i nomi anche di alcuni dei santi cari alla Chiesa di Vittorio Veneto. Sì, è noto che viene nominata Santa Augusta, che è una santa vergine martire proprio di Vittorio Veneto, precisamente della parte nord, Serravalle. Poi i santi Ermagora e Fortunato, che la tradizione dice essere stati i primi evangelizzatori del territorio, provenienti dalla chiesa di Aquileia. E poi 3 vescovi, 3 santi vescovi di Oderzo, San Floriano, predecessore di Sant'Iziano, poi Sant'Iziano e poi San Magno, successore. San Rocco non è un santo della nostra diocesi, come sappiamo, ma molto venerato, non solo nella nostra diocesi, ma in tutta la terra veneta. È il santo che veniva pregato per debellare la peste, quindi nel passato era molto pregato questo santo. Dopo l'invocazione di questi santi, alcune intenzioni di preghiera. Ascoltaci, Signore.
conforta e illumina la tua santa Chiesa, proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Proteggi la nostra Chiesa vittoriese con il suo Vescovo Giuseppe. Manda nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato, alla vita consacrata e alla missione. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia, custodisci la concordia fra i coniugi, dona ai giovani di crescere nella tua amicizia. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Illumina con la tua sapienza i legislatori e i governanti, sostieni con il tuo spirito chi accoglie e rispetta la vita. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti. Benedici tutti noi qui riuniti nel tuo nome. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. E aggiungiamo qualche intenzione che ci sta particolarmente a cuore. O Dio Onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla sua vocazione di popolo radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come segno di santificazione e di comunione per Cristo nostro Signore. Ora si forma la processione che porta il pane e il vino all'altare. Il Vescovo Giuseppe riceve i vari contenitori del pane e del vino, il calice, la pissere e le ampolle. Don Giampiero, anche in questa pluralità di volti, così come nei saluti che hanno accompagnato l'ingresso di Monsignor Zenti, è la realtà molteplice di questa diocesi che si presenta al suo nuovo vescovo, una diocesi a cui Monsignor Zenti nella sua omelia ha posto di fronte obiettivi ambiziosi. È finito il tempo della festa, ha detto, ve ne ringrazio molto, ma ora è il tempo dell'agire, ora è il tempo provvidenziale che ci è stato dato per spendere i carismi dello Spirito Santo. Mi sembra anche con una particolare attenzione, un particolare incitamento ai laici, a quelli che lui ha detto sono chiamati a fare benissimo. Sì, questo continuo riferimento ai laici, anche dopo i saluti, quando ha ricordato giustamente il ministero a cui è chiamato il Vescovo, però ho sottolineato non da solo, ma con voi, con il presbiterio, con i religiosi, in modo particolare con i laici, le famiglie, le varie associazioni. Questa continua sottolineatura del bisogno dei laici, della missione propria dei laici che vivono gomito a gomito con le situazioni sociali, ecco, fa ben sperare per il futuro della nostra Chiesa. La Chiesa di Vittorio Veneto è impegnata proprio in questi anni
a una particolare formazione dei laici, di operatori laici della pastorale, proprio anche in questa mancanza generale di clero, punta molto sui laici, e penso che il Vescovo Giuseppe ormai abbia capito che è lì che si gioca il futuro della nostra Chiesa. Anche nei saluti, lunga lista di saluti, ho voluto proprio ricordare tutti quanti, non solo le autorità, anzi così un accenno alle autorità, ma poi alle associazioni, ai vari organismi, alle famiglie, ai vari tipi di collaboratori nella pastorale. È stato bello, vuol dire che ha voglia di collaborare con tutti, di utilizzare tutte le risorse che ci sono nella nostra Chiesa, e sono molte, e questo fa ben sperare. Io vorrei sottolineare come quanto detto poc'anzi arrivi a confermare quello che è stato un cammino di quest'ultimo anno di Monsignor Zenti come vicario generale all'interno del cammino sinodale della Chiesa di Verona. Fino a poco tempo fa si è affrontato il tema della corresponsabilità, sacerdoti, religiosi, presbiteri e laici chiamati insieme su questo terreno difficile che è la testimonianza oggi del Vangelo. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Vorrei sottolineare, dato questo accenno al sinodo tenuto a Verona, che noi da molti anni, da molti decenni che non abbiamo un sinodo, non è stato fatto un sinodo dopo il concilio, quindi lo aspettiamo, lo attendiamo. Fa che tutti gli uomini, mediante l'azione pastorale della Chiesa, possano gustare il frutto della vita riconquistato con il sacrificio della croce per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del Tuo Figlio e la potenza dello Spirito, Tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana disgregata dal peccato, perché il Tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode e gloria della Tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e Tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode. Padre veramente santo, a Te la lode d'ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora Ti preghiamo umilmente, manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, curiosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo II, il nostro Vescovo Giuseppe, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. L'Eucaristia verrà distribuita oltre che nella navata centrale anche davanti agli altari laterali. Si ricorda che quanti hanno già ricevuto l'Eucaristia in altre celebrazioni possono ripeterla in questa.
Noi veniamo a te, Signore, il primo dei canti scelti per accompagnare la comunione. Don Giampiero, avevamo introdotto prima il discorso del sinodo. Ecco, la realtà del sinodo è stata vissuta e ancora vissuta in questo momento da diverse chiese del nord-est. Belluno, ad esempio, Verona, dove il cammino sinodale si è aperto quando ancora Monsignor Zenti era vicario generale, la diocesi vostra vicina di Treviso. Ecco, lei ricordava come invece a Vittorio Veneto un sinodo manchi, forse oggi se ne sente l'esigenza. Sì, è vero. Stranamente, diciamo così, mentre quasi tutte le diocesi dopo il concilio hanno sentito il bisogno di un rinnovamento, di un ridefinire il proprio cammino anche attraverso un sinodo, noi non lo abbiamo fatto. L'ultimo sinodo mi pare che risalga agli anni 50 ancora, quindi sono passati parecchi decenni oramai. Ne sentiamo il bisogno, però la nostra diocesi ha, per così dire, sostituito il sinodo con alcuni convegni particolari. Come la Chiesa italiana in fondo, anche la Chiesa italiana dopo il concilio ha avuto alcuni convegni memorabili, Roma, Loreto, Palermo l'ultimo, no? E noi abbiamo voluto ripetere questi mini sinodi, li abbiamo voluti ripetere anche in diocesi. In un certo senso hanno sostituito il sinodo, però sentiremo il bisogno. Può darsi che il Vescovo Giuseppe abbia questo coraggio, data anche l'esperienza, di fare un nuovo sinodo. Qual è stato l'ultimo convegno che Vittorio Veneto ha celebrato? Sì, dopo il convegno di Palermo nel 1996 abbiamo fatto questo convegno di 5 giorni, mobilitando un po' tutta la diocesi. Ora è il tempo dell'operosità, ricordavamo prima, sottolineato Monsignor Zenti, dunque dopo questa prima giornata di ingresso solenne e di festa c'è già un calendario di quelli che saranno gli impegni del vostro Vescovo, dove lo potranno incontrare i fedeli? Abbiamo già alcuni impegni. Il Vescovo ha fatto sapere che nei prossimi giorni, cominciando già da domani, visiterà doverosamente i preti anziani, vecchi e ammalati nelle varie case di riposo che abbiamo. Poi incontrerà i responsabili di vari uffici di curia per avere una prima visione generale di come sta andando la diocesi. In particolare domenica prossima celebrerà la messa a Oderzo, l'antica sede episcopale. È una tradizione questa che la domenica seguente all'ingresso a Vittorio Veneto a Ceneda poi passi a Oderzo. E un impegno particolare sarà la settimana seguente, cioè dal 9 febbraio in poi, noi in diocesi faremo la settimana sociale, una settimana sociale ridotta a 3 serate. È la prima volta che facciamo questo. È stata decisa già con il vescovo precedente, Magarotto. Quando abbiamo saputo della nomina è stato informato il vescovo Giuseppe, che ha aderito con tutto entusiasmo. È un bel regalo, ci ha detto: questo che fate al nuovo vescovo, iniziare con questa settimana sociale, io sarò presente, ha detto, a tutte e 3 le serate. La settimana incomincerà lunedì 9 febbraio a Pieve di Soligo, dove abbiamo il corpo di Giuseppe, del venerabile Giuseppe Toniolo, che è il fondatore delle settimane sociali. È per questo che è doveroso che anche la diocesi che conserva il suo corpo abbia questa iniziativa. Poi la seconda serata la facciamo a Conegliano il mercoledì 11 e la terza serata conclusiva a Oderzo venerdì 13. A tutte e 3 le serate sarà presente anche il vescovo. Ricordavamo prima con Francesco Dalmas come Monsignor Magarotto
dopo un periodo di esercizi spirituali a Colle Valenza, ha manifestato l'intenzione di recarsi in Brasile a visitare i vostri missionari. Oltre che con la Terra Santa, Vittorio Veneto conserva anche profondi legami con il Brasile. Parteciperà anche all'ordinazione episcopale di un figlio di questa terra. Proprio nei giorni scorsi Giovanni Paolo II ha reso noto che un sacerdote missionario della diocesi di Vittorio Veneto dal 92 in Brasile è stato elevato alla dignità episcopale, e anche questo è un motivo di gioia che forse possiamo ricordare in questa giornata. Certo, sì. Si tratta di Don Armando Buchol. D'ora in poi, come si usa in Brasile, avrà non il Don ma il Dom con l'M davanti per indicare appunto il suo compito episcopale. Don Armando Buchol, tra l'altro io ho un legame particolare con Don Armando perché abbiamo lavorato insieme nella stessa parrocchia per 10 anni, poi le nostre vite si sono divise, lui è partito per il Brasile, io sono stato chiamato dal vescovo qui a Vittorio Veneto. Don Armando Buchol certamente una grande gioia per la nostra diocesi, che sottolinea così la validità di questo impegno missionario. È da 40 anni che la diocesi di Vittorio Veneto è impegnata nelle missioni. Si è incominciato con l'Africa, in Burundi, subito dopo si è aperta la missione in Brasile, nello Stato dello Spirito Santo, e poi abbiamo cambiato impegno proprio perché l'impegno missionario di una chiesa con le altre chiese è provvisorio quando si vede che la chiesa locale può camminare con le proprie gambe, e si passa subito a aiutare una chiesa che ha più bisogno, e così dal Burundi siamo passati in Chad attualmente con 2 missionari, e in Brasile dallo Stato dello Spirito Santo siamo passati allo Stato di Bahia, dove abbiamo una missione. Il nuovo vescovo Don Armando Buchol sarà vescovo nella diocesi di Livramento, che è contigua alla diocesi in cui abbiamo i nostri missionari, che è la diocesi di Catete. Quelle che stiamo vedendo intanto sono le immagini della cripta, il luogo più antico di questa cattedrale. Sì, si è visto uno scorcio della cripta con l'altare dove c'è l'urna del corpo di San Tiziano. Molti dei canti che il coro ha cantato durante questa celebrazione, come quest'ultimo, Con te risorto, sono canti originali composti dal direttore attuale che si intravede, che sta dirigendo oltre il coro, Don Giovanni della Giustina. Sono molto belli, semplici, popolari i canti che lui ha composto, e già molti di questi canti vengono cantati anche dai cori parrocchiali. Preghiamo. Fiorisca sempre nella Chiesa di Vittorio Veneto, o Padre, fino alla venuta del Cristo suo sposo, l'integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna,
tu che la edifichi incessantemente con la parola e il corpo del tuo Figlio, non privarla mai della tua paterna protezione. Per Cristo nostro Signore. Ora il Vescovo Giuseppe scende in mezzo all'Assemblea. È il gesto simbolico dell'inizio di un cammino tra il popolo di Dio e accanto al popolo di Dio, di cui rimane membro, ma per cui d'ora in poi è pastore. Anche questo canto, Ecce Sacerdos Magnus, ecco il gran sacerdote, è stato composto dal nostro direttore di coro Don Giovanni della Giustina in occasione di questa presa di possesso. Il Vescovo sta ora abbracciando il fratello e la sorella e gli altri parenti che sono venuti da Verona per partecipare a questo momento gioioso del loro fratello. Sì, c'è il fratello Bruno, la sorella Anna, la sorella Maria, con naturalmente i mariti, la delegazione poi di Verona, numerosissima anche quest'oggi, quasi a contraccambiare il grande abbraccio dei fedeli di Vittorio Veneto a Verona all'ordinazione di Monsignor Zenti. Fedeli di Vittorio Veneto numerosissimi a Verona a testimoniare proprio questa vicinanza. Sono segni significativi, molto belli. Sta salutando i numerosi sindaci della diocesi di Vittorio, ma qualcuno anche di Verona. Ho sentito che c'è il sindaco. Sì, ci sono il sindaco di Legnago, dove Don Giuseppe è stato parroco, e poi San Martino, la terra di origine. Sta salutando gli scout della Gesci. Ci impiegherà un certo tempo a passare tutta la cattedrale, perché la cattedrale è zeppa di gente, come vedete, e lui non si risparmia nei saluti. Il Vescovo dà la mano, non fa un semplice saluto, ma stringe proprio le mani, come vedete. Ondate di battimani che esprimono la gioia nella gente di avere tra loro il nostro nuovo Vescovo Giuseppe. Dunque con oggi nel giro di poche settimane sono 3 Don Giampiero le diocesi del Veneto che hanno salutato l'ingresso del loro nuovo vescovo: Vicenza, Treviso, Vittorio Veneto. Rimane ancora vacante la sede di Rovigo, o meglio l'antica sede di Adria Rovigo, dopo che Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, che lì ha svolto il suo ministero episcopale per 3 anni, è stato eletto vescovo di Treviso. Ci domandavamo prima con Roberto Zoppi se si può individuare una sorta di filo comune conduttore di quello che potrà o dovrà essere l'impegno episcopale nel contesto di questo generale rinnovamento dell'Episcopato Veneto per i prossimi anni. È una stagione anche anagrafica quella che si chiude.
se vediamo quelle che sono le carte d'identità dei nuovi vescovi e dei vescovi che lasciano, vediamo una sostanziale comogeneità anagrafica. È vero, aggiungerei anche il Patriarca di Venezia, anche lui è nuovo, possiamo dire, qui, e quindi veramente l'Episcopato veneto si è rinnovato. È difficile fare previsioni anche perché ciascuna diocesi ha il suo cammino e segue le sue linee, ma sempre di più si sente il bisogno anche di coordinare la pastorale delle varie diocesi della stessa regione, che per noi però comprende anche il Friuli e la Venezia Giulia. Mi pare di notare che il nuovo patriarca e presidente della Conferenza Episcopale Triveneta abbia manifestato segni di volere creare maggiore coesione, maggiore organicità e coordinamento tra le pastorali delle diocesi. Ecco, si vede il patriarca ora nello schermo e questo corrisponde anche all'esigenza dei tempi, insomma, perché credo che sempre più le pastorali in un territorio sufficientemente omogeneo, soprattutto per quanto riguarda il Veneto, sente il bisogno di questo coordinamento delle varie pastorali. Per quanto riguarda le linee, è difficile. Guardando un po' al passato, credo che una dei settori pastorali su cui i vescovi veneti si sono impegnati è stato certamente quello della famiglia. Ricordo una lettera di alcuni anni fa alle famiglie che è stata accolta con molta attenzione da tutte le diocesi, studiata anche. Credo che proprio per la personalità anche del Patriarca di Venezia, ricordiamo che viene da Roma, era preside della facoltà del Laterano, ci sia un'attenzione particolare al mondo della cultura. Il Veneto ha delle risorse culturali notevoli, basta pensare alle sedi universitarie venete, Padova in primo luogo, ma poi anche le altre, sta estendendosi, Venezia, Verona, Treviso ora anche, oltre a quelle di Friuli e Venezia Giulia. Credo che anche in questo settore ci sarà un rinnovamento, una maggiore attenzione, una maggiore utilizzazione di queste forze e un maggior dialogo con i centri culturali del Veneto. Sì, avete accennato ai nuovi vescovi arrivati, vescovi giovani. In questo momento di festa per Vittorio Veneto i fedeli del nord-est stanno pregando anche per due vescovi che si trovano in condizioni di sofferenza, Monsignor Savio di Belluno Feltre e Monsignor Sennen Corrà, vescovo emerito di Concordia Pordenone. Don Giampietro sottolineava prima la nuova dimensione, il nuovo respiro anche del patriarcato sul tema culturale, e sempre per iniziativa del patriarca c'è questo nuovo orizzonte che si sta aprendo anche alla nuova Europa. Negli ultimi interventi il cardinale Scola ha sottolineato l'apporto che il nord-est deve dare anche per far maturare appunto questa nuova Europa in un dialogo sempre più profondo tra l'Occidente e l'Oriente.
come era prevedibile, questo saluto, questo abbraccio del Vescovo con tutta la gente di Vittorio Veneto e i suoi ex ormai diocesani veronesi si prolunga. È stato cantato anche il Magnificat, l'inno di ringraziamento per il dono del nuovo Vescovo, ma il Vescovo è ancora tra la folla e non si intravede. Ecco, adesso torniamo a vederlo Don Giampiero con le nostre telecamere negli ultimi saluti rivolti ai concelebranti e ora salire con passo agile verso l'altare, accolto ancora dall'applauso. Sì, e ora ci avviamo proprio alla conclusione. Il Vescovo impartirà la sua prima benedizione solenne. Ma pensiamo che voglia rivolgere. Se le fatiche pastorali fossero tutte qui, una al giorno. Però so bene che almeno da questa parte non sono arrivato. Allora io direi, finché quelli di Verona, che saluto con tanto affetto evidentemente, chi mi ha accompagnato, dai miei familiari, gli amici, da San Martino Buonalbergo, Legnago, Maria Immacolata, i preti, tutti. Grazie. Dico, finché voi vi recate in seminario per un piccolo rinfresco, io preferisco rimanere qui, almeno per questa parte, almeno salutarci, ecco. È giusto, niente preferenze. E un grazie di cuore proprio a tutti, un grazie anche al coro, che bisogna dire ha cantato divinamente. Anche Radio Palazzo Carli. Evidentemente poi grazie a Telechiara, a Radio Palazzo Carli, un po' alla volta lo imparo anch'io, e a Radio Telepace, grazie del loro servizio che diffondono un po' dappertutto anche questo evento. Beh, non preoccupatevi, cerimonie così lunghe non ce ne saranno più neanche quando c'è il Natale e la Pasqua, che ormai è concluso. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Eterna. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, così termina questa cerimonia di insediamento del nuovo Vescovo Giuseppe Zenti in diocesi di Vittorio Veneto. Come ha detto il Vescovo, tutti sono invitati adesso in seminario per un rinfresco, così terminando in fraterna convivialità questa bellissima cerimonia.
il Vescovo, nonostante che si sia prolungata per più di 2 ore, la celebrazione appare ancora fresco, gioviale, capace anche di qualche battuta, come abbiamo sentito. Ecco i saluti alle autorità e adesso, come annunciato Monsignor Zenti, si tratterrà ancora nella cattedrale per completare i saluti ai tantissimi fedeli che oggi hanno voluto essere qui a condividere questo momento di festa della diocesi di Vittorio Veneto, della diocesi di Verona, che lo saluta dopo oltre 30 anni di impegno pastorale ricco e fecondo, e di tutte le chiese del nord-est che hanno voluto far propria questa festa e alla quale abbiamo voluto dare la possibilità di partecipare anche attraverso Telechiara, che ha realizzato questa diretta in collaborazione con Telepace, con la radio diocesana di Vittorio Veneto, Radio Palazzo Carli, e con il settimanale diocesano L'Azione. E ringrazio tutti i tecnici della squadra esterna di Telechiara, guidati in regia da Giovanni Brutti di Telepace, per la perizia con cui ci hanno dato modo di assistere minuto per minuto a questo lungo pomeriggio di festa. Ringrazio Roberto Zoppi di Telepace, Francesco Dalmas, corrispondente di Avvenire, Don Giampiero Moret, direttore del settimanale diocesano L'Azione, per la competenza, la perizia con cui ci hanno accompagnato in questo lungo racconto. Da Guglielmo Frezza un saluto, un grazie per essere stati con noi in questo pomeriggio in diretta dalla Basilica Cattedrale di Vittorio Veneto, e un arrivederci naturalmente alla prossima occasione. Thank you.